Si considerano al lumicino i circa 650 medici di famiglia padovani che dopo l'esclusione della categoria dal decreto aiuti quater hanno deciso di spegnere la luce e visitare i pazienti a lume di candela il prossimo 15 dicembre. Il governo sta facendo una serie di provvedimenti per l'aiuto ai professionisti, alle partite IVA come siamo noi, dove si è dimenticato della medicina generale, tenendo conto che, contrariamente agli altri liberi professionisti, noi non possiamo, o alle altre categorie, tipo i commercianti, noi non possiamo come dire, scaricare l'aumento delle nostre spese sui cittadini. L'impatto delle spese energetiche è stato importante per i medici che operano da liberi professionisti con contratto fisso, un contratto fermo al 2018 per i medici di famiglia che si trovano ad affrontare un enorme aggravio sul fronte burocratico, fattori che rischiano di penalizzare il cittadino paziente. Il fatto che non ci si sia neanche ricordati di noi mette in difficoltà ancora di più la professione, che diventa sempre meno attrattiva sia per i carichi di lavoro, il carico burocratico, ma a questo punto anche per le spese che rendono praticamente non conveniente e non gratificante fare questo lavoro. Solo in questo ambulatorio, ci racconta Domenico Crisarà, in un mese sono stati visitati 1300 pazienti, in un momento in cui ai casi Covid si affianca un picco mai visto di influenze. Le richieste sono quindi quelle di affiancare ai professionisti personale infermieristico e amministrativo. Abbiamo bisogno di personale amministrativo, abbiamo bisogno di personale infermieristico, abbiamo bisogno di supporto che liberi tempo di cura rispetto al tempo della burocrazia e delle attività anche sanitarie che possono essere fatte da altre figure.